Amici della Lega Scuole Superiori, bentornati al Pala 1. In campo Centro Studi Volterra Real Montini. Centro Studi Volterra che deve risalire un po' la china della classifica. Montini per confermarsi, squadre agli ordini del signor Leonetto, disposte al centro del campo. Fischia ora il direttore di gara, formazioni Volterra con Sinatra, Di Nicolo, Mari, Papa, Viscardi e Platomb. Dall'altra parte Montini con Frigoli, Martinelli, Meneguzzo, Perri, Roberti, Sempio, Sestagalli e Temporiti. Due team si stanno disponendo sul rettangolo verde, tutto è pronto a cominciare. Papa attaccato, perde palla, occhio che Martinelli gliela scippata, può andare a calciare Martinelli, limite dell'area, Martinelli le finte, dentro per Frigoli, ancora al centro per Martinelli, è già in vantaggio il Real Montini. Frigoli Martinelli 1-0. Mari dalla bandierina, conclusione di prima intenzione, la respinta e poi il pallone è alto. Papa, Mari, Papa, attaccato da Martinelli. Vuole il pallone Viscardi, Papa prova ad andare da solo, la perde Martinelli, Martinelli 1 contro 1 dentro per Frigoli, 2-0 Montini. Sempre Martinelli e Frigoli. Viscardi, Mari, porta palla Mari, punta la porta, converge Mari, ce l'ha sul mancino, Mari li salta tutti, Mari calcia. La risposta in calcio d'angolo da parte di Temporiti. Viscardi dentro, pallone teso che rimane lì e la palla in rete. Erroraccio questa volta in uscita di Temporiti e il pallone finisce dentro con il gol di Embar. Sempio dalla bandierina, chiama palla Martinelli, lo serve Sempio, Martinelli controllo col basso ventre, poi va all'1 contro 1, Martinelli calcia! Ottima risposta da parte di Platomb. Mari porta palla, 1 contro 1, converge Mari, calcia col destro, esterno della rete, grandissima occasione per il Volterra per andare sul 2-2. Mari, 1 contro 1, Mari prova a passare, calcia col destro, bravo andare giù Temporiti. Perri, converge, Perri, calcia, palo di Perri. Papa, cerca il numero, Papa, mezzo 2, va da Viscardi, Viscardi, punta la porta, Viscardi dentro per Mari, Mari lo rimette al centro per Viscardi, respinge Meneguzzo, calcio d'angolo. Papa cerca e trova Mari che non controlla, poi Meneguzzo in verticale per Perri al volo, traversa, grande occasione per andare sul 3-1 per il Montini, spreca tutto Perri. Poi occhio perché un gran pallone per Roberti che non può sbagliare, non sbaglia, controllo esterno destro, Platombo un po' in controtempo e 3-1 Montini. Madonna. E poi la conclusione di Papa di prima intenzione, 3-2, accorcia le distanze il Volterra su sviluppi di un corner, pronto sul primo palo Papa. Occhio perché può ripartire Mari sul mancino, Mari cerca di mettere il pallone buono per Mavar, poi il pallone che schizza è buono per Perri, direttamente sul rilancio del suo portiere, diagonale vincente, 4-1, 4-2 scusate. Scambia con Roberti, poi Martinelli prova a passare, serve Sempio, si chiude il triangolo, no, Mari. Poi occhio Sempio per Martinelli solo, Martinelli, 5-2, freddo Martinelli. Martinelli, bella palla per la conclusione al volo di Roberti, respinge Platon, poi Roberti con la spalla al centro per il palo clamoroso di Martinelli. Calcio champagne qui del Montini che però non trova il sesto gol. Papa passa, Viscardi, Papa, le finte di Papa, pallone sul secondo palo, conclusione di Mari, questa volta è dentro. 5-3. Mari, Frigoli con il tacco, che palla di Frigoli per Martinelli, addosso a Platomb che quasi se la dimentica, poi la perde Platomb e alla fine salva tutto Sinatra. Che occasione, che giocata di Frigoli. Colpo di testa all'indietro perfetto di Perri, tutto solo, che sfiora il pallone con i capelli quasi e mette dentro il gol del 6-3. Pallone ancora dentro per Perri che scambia con Martinelli. 1-2 terrificante, 7-3. Mari conclusione, respinta da Frigoli, occhio alla ripartenza, Frigoli vuole parla a Sestagalli, Sestagalli vede la porta, calcia Sestagalli, le finte, si libera, Sestagalli è solo, Sestagalli non può sbagliarlo e la palla in rete, il gol di Sestagalli, eccolo qua, lo volevamo ed è arrivato. Bravissimo tra l'altro con il dribbling, poi freddo davanti a Platom che non ha potuto nulla. 8-3 Montini con il gol di Sestagalli che si merita l'intervista. Occhio perché Perri ruba palla, Perri! Sono già 9 subito dopo il gol di Sestagalli, arriva anche quello di Perri
che porta via il pallone in pressing e mette dentro. Poi Martinelli è solo, Martinelli, finte, Martinelli vuole palla, Frigoli, 10. Martinelli e Frigoli, troppo facile, 10-3. Triplice fischio, un po' spento il signor Lionetto che manda le squadre negli spogliatoi, ha vinto 10-3 il Montini, super spot.